Buongiorno da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. Sovraindebitamento da Enna, la storia a lieto fine di una famiglia monoreddito che è riuscita a salvare la casa finita all'asta. La svolta in tribunale grazie al nuovo codice della crisi. Ultima chiamata per i regali e corsa contro il tempo per esaudire tutte le richieste. Stasera cenone di Natale seguendo la tradizione. E nei giorni di festa la tavola diventa protagonista all'insegna del bon ton. A Sicilia 24 i consigli di Elena Ladelfa, esperta di storia della gastronomia, e Sergio D'Arrigo, conoscitore del Galateo. A Palermo l'insicurezza anche nei giorni di festa, persino i giovani hanno paura di andare in giro la sera. La città prova però a reagire. In periferia giochi e dolci per i bimbi bisognosi, l'iniziativa di Don Di Marzo. Al Teatro Pirandello di Agrigento uno degli eventi del programma Capitale Italiana della Cultura, la prima assoluta della Suite Empédocle, un'opera che unisce musica, identità e attualità. Per il calcio c'è il primo posto sotto l'albero del Catania, un regalo da conservare e accudire anche nella seconda parte della stagione, puntellare la mediana è l'obiettivo di mercato di riparazione. E in Serie B è vigilia di Natale al lavoro per il Palermo che sabato, per gli ultimi 90 minuti del 2025, sfiderà il Padova al Barbera. E intanto ci sono le prime schiarite sul mercato. Ancora buongiorno, cominciamo il nostro telegiornale con una bella storia a lieto fine, un mutuo diventato insostenibile, la casa finita all'asta, poi la svolta in tribunale. Ad Enna una famiglia monoreddito è riuscita a salvare la propria abitazione grazie alla legge sul sovraindebitamento. Sentiamo Gerry Italia. Una famiglia monoreddito, 2 figli, problemi di salute e spese mediche crescenti, una situazione di fragilità che nel tempo si trasforma in una crisi finanziaria profonda. Il capofamiglia aveva acceso un mutuo per acquistare e ristrutturare casa, ma l'assenza di un secondo reddito e il ricorso a più finanziarie rendono il debito ingestibile. Le rate non vengono più pagate, la banca avvia la procedura esecutiva, la casa finisce all'asta, la prima va deserta e anche la seconda, ma alla terza, con il prezzo ormai ribassato, il rischio di perdere l'abitazione diventa concreto. Per la famiglia significa trovarsi senza casa e senza alternative, non avendo altri beni da vendere. È in questa fase che entra in gioco la procedura di sovraindebitamento prevista dal nuovo codice della crisi. L'avvocato Salvatore Psaila avvia l'iter attraverso l'organismo di composizione della crisi di Enna. Il tribunale accoglie il piano di ristrutturazione del debito, ma la banca presenta opposizione e ricorre in corte d'appello, che però rigetta le richieste dell'istituto di credito. La sentenza diventa definitiva, l'asta viene bloccata, la casa salvata, la banca condannata anche alle spese. Per la famiglia significa restare nella propria abitazione e uscire da una condizione di totale precarietà. Questa famiglia oggi si ritrova per fortuna al sicuro, gli abbiamo garantito la casa, nonostante era all'asta e quindi per giunta alla terza asta, quindi gliel'abbiamo salvata. È stata praticamente la banca condannata anche alle spese ovviamente, e devo dire che in questo caso questa famiglia adesso può trascorrere per la prima volta dopo un paio di anni un Natale sereno. Una vicenda che accende i riflettori su uno strumento giuridico ancora poco conosciuto ma decisivo per molte famiglie sovraindebitate, un percorso che non cancella le difficoltà ma restituisce stabilità, dignità e tutela a chi rischia di perdere tutto. E la vigilia di Natale è l'ultima chiamata per i regali e corsa contro il tempo per esaudire tutte le richieste. Vediamo cosa si cerca last minute con Tonino De Mana. Scappo, ciao! Altro che passo veloce, si va spediti perché la corsa all'ultimo regalo è lanciata e il tempo stringe. Tra poche ore, grandi e piccoli, saranno alle prese con uno dei momenti tipici e attesi del Natale, ovvero l'appuntamento con i regali. In via Etnea, salotto buono di Catania, la mattinata scorre veloce come il tempo, a volte tiranno quando sai che hai ancora qualcosa da fare. Si guardano le vetrine a caccia di idee e si butta un occhio anche ai mercatini. Ho comprato degli orologi appunto che rappresentano i logo di Inter e Juventus, per non scontentare nessuno. Rilassata io, mio marito credo un po' meno visto le spese. Qualcuno pensa per sé. Esatto, sì, certo. Beh, non è che dobbiamo pensare agli altri prima, però anche un po' di tempo anche per noi stessi bisogna dedicarlo. E c'è Lilli che reclama qualcosa. Sì, ce l'ha sotto l'albero. Cosa ha regalato? Allora, è un orso con un pupazzetto. Neanche a dirlo, sono i giocattoli quelli più richiesti dai bambini. È meglio giochi. Per lui e per lei compro abbigliamento. Gli ultimi regali è vincere un peluche per mia figlia qui ai mercatini. Sarebbe un ottimo regalo.
Sì, vero? Bisogna conquistarlo, ci vuole molta precisione. Sì, ce la metteremo tutta. Sotto l'albero si attendono i regali e sotto l'albero, in questo caso di Via Etnea, si radunano 2 cicliste a cui affidiamo il compito di fare gli auguri. Buon Natale su 2 ruote e il pedale nel cuore! E adesso invece vediamo cosa si sta preparando per il cenone di questa sera. Ancora Tonino De Mana. Mancando piscine è Natale. Tutto pronto o quasi per il cenone di Natale, come sempre all'insegna della tradizione e quindi con pietanze che si tramandano di generazione in generazione. Sulle addobbate tavole siciliane di certo non mancheranno scacciate, pesce, frutta secca e agrumi. 5 kg. C'è chi vende e dà consigli. L'anguilla è freschissima, su questo non ci piove. Ma come si cucina? Come si vuole, o fritta o arrosto col pomodoro, al sugo, come si vuole. La solita scacciata e tutto il resto. Mi dica la verità, lei sta comprando ma cucina la moglie? No, cucino io, questo lo cucino io. E le altre cose? Mia moglie. Chi invece sarà ospite ma con riserva. I molluschi li porta lei? Va bene, se no mio cognato non mi fa entrare a casa. Sono un botto le ostriche. La tradizione dice anche il pesce la sera, quindi quale pietanza vorresti trovare? Stocco, quelle prelibatezze là, angidda come si dice a Catania. È il momento giusto per ispirarsi ai fornelli, ma attenzione alla linea, o forse per un bel po' è meglio mettere da parte la bilancia. E in tema di pranzi e anche di cenoni la tavola diventa protagonista, ma con delle regole da seguire, quelle del bon ton e anche del galateo, dell'accoglienza in casa. Sentiamo Eva Spampinato. Le feste adesso sono davvero alle porte. Per chi le trascorrerà in casa con parenti e amici diventa protagonista il bon ton della tavola, l'arte di accogliere gli ospiti e preparare la mise en place. Dalla disposizione dei posti alla scelta delle stoviglie fino al galateo del brindisi. Ogni dettaglio è importante per rendere armoniosa la cena natalizia o di Capodanno. Per capirne di più abbiamo incontrato Elena Ladelfa, esperta di storia della gastronomia, e Sergio D'Arrigo, fine conoscitore di galateo ed etichetta. Con lui facciamo un tuffo nel passato, nei saloni di Villardizzone, e riscopriamo regole e usanze senza tempo. Le regole sono tantissime e ci vuole veramente molta esperienza e un'enciclopedia. Naturalmente la prima cosa per accogliere gli ospiti è una mise en place, che però deve essere sempre non eccessiva, deve essere sempre misurata. Le posate vengono disposte ai lati del piatto, a sinistra e destra, in modo innanzitutto funzionale alla presa e poi seguono l'ordine delle pietanze. A sinistra le forchette, a destra il coltello con la lama rivolta verso il piatto e il cucchiaio. Ma soprattutto non devono mancare i fiori di stagione. La prima regola è mettere i commensali al posto giusto a tavola. L'ospite più importante sta alla destra, l'ospite in secondo grado sta a sinistra e poi, se è possibile, un'alternanza continua tra uomo e donna. Una volta disposti i commensali si prende posto. Prima ancora di respirare bisogna prendere il tovagliolo e porlo sulle gambe e mai dire buon appetito. Quindi si incomincia così, senza dire nulla. Sorriso, con un sorriso. Le pietanze vanno servite da sinistra e ritirate da destra al momento opportuno. Quando ho chiaramente esaurito il mio pasto, io lascerò le posate in questa posizione, ovvero posizione centrale, la forchetta ad esempio con i rebbi rivolti verso l'alto e il coltello accostato. Brutte notizie per i fan del brindisi caciarone. Secondo il bon ton, va fatto con garbo e naturalmente senza mai fare tintinnare i bicchieri. In alto i calici dunque, e buon Natale a tutti. E un pensiero adesso anche ai più piccoli che, ahimè, in questi giorni di festa sono in ospedale. Per loro è arrivata la mototerapia. Siamo andati ad Agrigento. La salute dei più piccoli passa anche dal sorriso. Per un giorno l'ospedale si trasforma in un luogo diverso, meno paura, più emozioni. I bambini diventano piloti per qualche minuto, salgono in sella, giocano, si distraggono dalla malattia. Un'iniziativa firmata dal team di Motor Life. Le 2 ruote diventano strumento di solidarietà, capaci di regalare normalità e spensieratezza a chi vive quotidianamente la corsia. I bambini si stanno dimenticando di essere in ospedale e, come ha ben detto il nostro primario, oggi c'è tanta gioia e felicità. Stiamo regalando con le moto momenti di adrenalina, i bambini non vogliono più scendere dalle moto e ci continuano a dire: ma quando venite? Questo per noi è già vincere la nostra missione.
Un'esperienza che ha coinvolto famiglie e personale sanitario. Un reparto dove si dovrebbe piangere per i prelievi, dove si dovrebbe piangere per le punture, le iniezioni, dove si dovrebbe piangere per quanto riguarda tutti gli accertamenti e le terapie che devono fare, stranamente con il Motor Life i bambini sono tranquilli, anzi addirittura quasi quasi non vorrebbero manco essere dimessi. Un gesto semplice ma efficace, perché anche un sorriso può diventare cura. E chiudiamo qui la pagina dedicata al Natale, adesso le altre notizie. Andiamo a Palermo, un fucile antico trovato in un cassonetto, e questa l'arma con la quale è stata ferita nella notte fra sabato e domenica Valentina Peonio. Gli inquirenti stanno lavorando ai riscontri della confessione di Giuseppe Calì, il giovane che ha sparato e adesso si trova in carcere. Manlio Viola. Un vero e proprio fucile d'epoca del 1800, mai registrato e poi buttato via in un cassonetto. Sarebbe questa l'arma con la quale Giuseppe Calì, il 21enne del Borgo Nuovo, avrebbe sparato a Valentina Peonio, la 33enne, ferita alla schiena e ad una spalla da una rosa di pallini da caccia nella notte del 21 dicembre in piazza Nascea a Palermo. Racconta di averlo trovato nel cassonetto in cui era stato gettato via quel vecchio fucile da caccia del 1800 Calì, di averlo poi portato per mostrarlo alla cugina e che il colpo sarebbe partito per caso. Le ragazze invece, la donna ferita e la sua amica Jessica, raccontano di aver visto il fucile e di aver accelerato il passo per andar via, ma Valentina veniva raggiunta subito dopo dal colpo sparato da Calì. Calì si avvicinava, chiedeva scusa, Jessica lo afferrava, lo strattonava, gli dava addirittura uno schiaffo tentando di togliere le chiavi dall'auto per non farlo scappare, ma la cugina di Calì lo incitava ad andare via. Qui ti arrestano, gli diceva. Mentre fuggiva, un altro passante scattava una foto alla targa dell'auto. Adesso Jessica nega di essere mai stata la fidanzata di una delle vittime della strage di Monreale, come si è detto, anche se le dichiarazioni rese alla polizia vanno in un'altra direzione. Calì adesso è in carcere, l'accusa è di porto abusivo di arma clandestina e lesioni personali. Dalla ricostruzione dei fatti dipenderà se questa accusa diventerà lesioni volontarie o addirittura tentato omicidio. Intanto oggi a Palermo i carabinieri hanno arrestato un 41enne, ancora una volta per detenzione di armi clandestine. Una vicenda ben distinta da quella di piazza Nascea, ma che testimonia quante armi continuano a circolare in città. E restiamo a Palermo, dove tra zone rosse e periferie in difficoltà si vivono questi giorni di festa anche con un po' di ansia. Anche i giovani hanno paura ad andare in giro. Sentiamo, vediamo il servizio di Gullà. Antivigilia di Natale, Palermo ieri sera, nella fascia delle zone rosse si presentava così. Pochissimi giovani in giro, pattuglie a presidiare gli angoli della movida, locali praticamente vuoti. Il titolare di un pub del centro storico a microfoni spenti ci dice: dopo l'episodio di sabato scorso abbiamo avuto un ulteriore calo, non esce più nessuno, i ragazzi hanno paura, ci dicono: ma perché devo rischiare di morire per bermi un drink? Un clima di sofferenza, quello che si respira in città alla vigilia di Natale, la paura è ormai bagaglio fisso di tanti giovani che vogliono uscire alla ricerca di divertimento e relax. Una vigilia particolare anche nelle periferie, dove si prova tramite eventi natalizi a rendere meno pesanti alcune piaghe che incidono quotidianamente sui quartieri come lo Sperone. Tra spaccio di droga e alta percentuale di disoccupazione, il parroco Don Ugo Di Marzo ha organizzato diverse manifestazioni per regalare un Natale più sereno, soprattutto ai bambini. Qui siamo nella parrocchia del quartiere, donati giocattoli e dolci ai piccoli più bisognosi, un modo anche per sottolineare che la periferia è parte della città. Tante altre iniziative ci saranno, abbiamo avuto Davi Club con i buoni carne per la Caritas, altre iniziative di solidarietà che non vogliono certo cancellare il problema delle periferie. Siamo consapevoli che il problema resta, che c'è una sfida in corso, che è quella di fare crescere diversamente questi bellissimi luoghi che sono le periferie delle nostre città, chiamate da Papa Francesco periferie esistenziali, ma che possono diventare centri di vita nuova se l'intera città li vive come parte propria, bisognosa di cura e di attenzione. Un aggiornamento adesso dalle agenzie: c'è stata un'aggressione al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria, dove un ausiliario è stato colpito con un pugno, riportando una prognosi di 6 giorni. L'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri all'interno dell'area di emergenza. E sempre a proposito di notizie dalle agenzie, i finanzieri di Catania hanno arrestato
nell'aeroporto Fontanarossa un passeggero proveniente da Londra trovato in possesso di 280 dosi che avrebbero fruttato 15.000 euro. Nel corso dei controlli doganali sugli utenti dei voli in arrivo dai paesi extra Schengen, il cane Nanda ha puntato nella direzione proprio del passeggero, segnalando la presenza della droga. Adesso ci fermiamo, breve sosta e poi le altre notizie di oggi. Eccoci, siamo di nuovo insieme alla seconda parte del nostro telegiornale, la politica regionale adesso, perché archiviata la finanziaria. Già il prossimo lunedì il governatore Schifani potrebbe aprire, già a gennaio il governatore Schifani potrebbe aprire le contrattazioni con i partiti che compongono proprio la sua maggioranza, in particolare nel servizio di Luca Ciliberti. Parlare di rimpasto della giunta Schifani non è più un tabù. Le parole pronunciate ieri dal presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, durante l'incontro con la stampa parlamentare siciliana riprendono un pensiero condiviso da tutti i partiti della maggioranza. Credo che dopo 3 anni e qualche mese un rimpasto sia fisiologico. Nei giorni scorsi Raffaele Lombardo, rompendo gli indugi, ha chiesto l'assessorato alla sanità, facendo esplicitamente il nome di Massimo Russo. Io un nome ce l'ho e l'ho fatto a lui. Per carità, si può chiamare bianco, verde o giallo, o russo se volete. La DC, defenestrata dalla giunta dopo l'inchiesta che ha coinvolto Cuffaro, vuole rientrare. 2 le caselle lasciate libere dai nuovi democristiani, quella di Nuccio Albano alla famiglia e quella di Andrea Messina agli enti locali. Almeno una potrebbe essere occupata e il nome è quello del deputato modicano Ignazio Abbate. Poi c'è il nodo degli assessori tecnici, Alessandro Dagnino al bilancio e Daniela Faraoni al turismo. Schifani sarebbe pronto a sostituirli con 2 nomi di Forza Italia. Nicola D'Agostino non sarebbe disposto a entrare in giunta, circolano i nomi di Michele Mancuso e Bernadette Grasso. E poi Fratelli d'Italia. Per il partito il nome da sostituire sarebbe quello di Elvira Amata al turismo. L'inchiesta che coinvolge imbarazza i vertici di Via della Scrofa. Al suo posto potrebbe andare un'altra messinese, Ella Bucalo, e qui si innescherebbe un domino. La Bucalo, per entrare in giunta regionale, lascerebbe il suo scranno al Senato, che andrebbe al primo dei non eletti, Francesco Scarpinato, che a questo punto libererebbe il posto dell'assessore ai beni culturali. Toto nomi, certamente, anche perché il tavolo di concertazione tra le forze politiche non è ancora stato aperto, ma è chiaro che ogni pedina, da gennaio in poi, sarà funzionale alla campagna elettorale delle regionali 2027. E adesso andiamo ad Agrigento, al Teatro Pirandello, uno degli eventi più rappresentativi dell'intero programma di Capitale Italiana della Cultura, la prima assoluta della suite Empedocle, un'opera che unisce musica, identità e attualità. Davide Sardo. Agrigento celebra la sua anima più profonda, musica, pensiero, identità, un omaggio solenne agli elementi di Empedocle che diventa uno degli eventi simbolo di Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025. Il Teatro Pirandello ha fatto da cornice ad una serata di grande valore artistico e culturale, nata dalla collaborazione tra Fondazione Agrigento 2025 e Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera. Cuore dell'evento, la prima esecuzione assoluta della suite Empedocle, firmata dal compositore Gaetano Randazzo, un'opera in 4 movimenti che attraversa il pensiero del filosofo agrigentino, intrecciando memoria storica, identità contemporanea ed una riflessione sull'oggi fino ai grandi temi ambientali e alla crisi climatica. La suite entrerà in un programma crossover capace di unire opera lirica italiana e colonne sonore celebri. Sul palco l'orchestra del Conservatorio Arturo Toscanini, diretta dal maestro Walter Anastasi. Ad Agrigento la cultura prende forma, suono e visione. E dopo il nostro telegiornale, come ogni giorno, anche oggi c'è il nostro focus. Nell'appuntamento di oggi con Roberta Lunghi ci occuperemo delle ultime novità sulla proroga del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. I numeri dell'ASP di Messina, l'alta complessità, la forza del comitato dei genitori e le testimonianze, non solo dei genitori ma anche dei professionisti. L'appuntamento, come detto, alle 14:30, subito dopo il nostro telegiornale. In
streaming anche sull'app Sicilia Web. Se avete la possibilità di mandare messaggi potete farlo al 342 745 5005. E adesso un'altra sosta e poi ci ritroviamo con il calcio. Siamo adesso al calcio, parliamo del Catania ma soprattutto dei numeri che hanno portato a chiudere il girone d'andata in testa alla classifica proprio il Catania. Servizio di Francesco Triolo. Il fortino del Massimino dice 28, tanti quanti sono i punti conquistati in casa dal Catania, miglior difesa del torneo, 9 gol, 2 le sconfitte, meno di tutti. Eccoli i numeri del Catania capolista, di una squadra che è sempre stata tra le prime 4 della classifica sin dall'inizio del campionato e solo in un passaggio dalla quinta alla sesta giornata è scivolata al quarto posto, poi sempre su a lottare tra le primissime. I gol, la difesa, detto dei 9 gol al passivo, sono stati subiti tutti fuori casa. Il Massimino è ancora inviolato, 0 gol subiti. I rossazzurri hanno anche segnato la media di 1.7 reti a partita, con Forte, Lunetta e capocannonieri attuali, con 7 gol ciascuno, mentre Cicerelli, condizionato dall'infortunio, è fermo a 5. Numeri che testimoniano anche la capacità di andare a segno con diversi uomini, anche perché sono stati diversi i Catania che Mimmo Toscano ha dovuto schierare nel corso del girone d'andata, dove è andato incontro a diversi infortuni, assenze e squalifiche che non hanno mai dato davvero la sensazione di una squadra basata su un solo blocco. E la forza è stata anche questa, quella di un gruppo unito, coeso, variegato, che ha sopperito alle assenze importanti come quelle di Aloi e Cicerelli, oppure di Gherardi, squalificato per 4 giornate, e assenze che stanno portando il club a lavorare su nuovi innesti sul mercato invernale. I nomi sui quali il Catania proverà ad accelerare dopo Natale sono quelli di Emanuele Ghiabua, mediano, 24enne dell'Avellino, Andrea Vallocchia della Ternana, già cercato la scorsa estate, ma anche Palmiero, sempre dell'Avellino, e Carriero del Trapani, mentre per l'attacco l'obiettivo, si sa, è Giovanni Bruzzaniti del Pineto. Le due squadre hanno già parlato tra loro, c'è da trovare solo l'accordo definitivo. E ora invece parliamo del Palermo che vive i giorni di festa in campo, al lavoro, perché sabato ci sarà la sfida, l'ultima del 2025, alla Barbera contro il Padova. È una vigilia di Natale di lavoro per il Palermo che sabato pomeriggio al Barbera affronterà il Padova per l'ultima gara del 2025. Concludere l'anno in bellezza, questo è il diktat rosanero, anche perché il Palermo vuole provare ad accorciare verso le prime della classe. Non ci saranno Bani e Diachite, Inzaghi dovrà quindi affidare le chiavi della difesa a Ceccaroni, che probabilmente farà il reparto con Beresischi e Peda. Quella di sabato sarà anche l'ultima partita di Brunori con la maglia rosanero, l'ormai ex capitano ha le valigie pronte e a gennaio andrà probabilmente alla Sampdoria. Il club rosanero andrebbe a sostituirlo con un profilo più funzionale al 3-4-2-1 scelto da Inzaghi. Il direttore sportivo Carlo Osti ha già avviato le sue valutazioni. Il nome nuovo sul taccuino è quello di Nicolas Pierini, classe 1998 e al Sassuolo, ma in Serie A sta trovando poco spazio. 7 presenze e 89 minuti in stagione. Diverso il rendimento dell'anno scorso, quando fu protagonista della promozione con 10 gol in 31 presenze, segnando anche contro il Palermo sia all'andata che a ritorno. Piace anche Jonsen, ma per il mercato c'è ancora tempo. La formazione di Inzaghi vuole intanto chiudere al meglio un 2025 di up and down e poi rifiatare in occasione della sosta invernale. È tutto, ci fermiamo qui. L'informazione su Telecolor torna stasera alle 19. A tutti voi l'augurio di una buona giornata subito dopo. Vi lascio, lo ricordo ancora una volta, al Focus 24, Sicilia Focus 24 con Roberta Lunghi, e ci occuperemo oggi del CCPM di Taormina.